Passiamo ad un altro tema caldo, quello del terremoto nella Lega Nord. Dopo le decisioni del Consiglio federale di ieri che ha sancito l'espulsione di Rosi Mauro e dell'ex tesoriere Belsito. Stamattina incontro tra Maroni e il presidente della Regione Lombardia, Formigoni. La nostra inviata a Milano. Pulizia quasi finita, ora torniamo a fare politica. Sono le prime esternazioni di Roberto Maroni il giorno dopo l'espulsione di Rosi Mauro e di Belsito dalla Lega. Basta piangerci addosso, continua Maroni, riprendiamo a parlare dei problemi della gente e delle malefatte del governo Monti Dracula. Dimostriamo che rappresentiamo il Nord. Luca Zaia. Dobbiamo lasciare alle spalle queste vicende e pensare che dobbiamo fare politica e farlo fino in fondo. Noi siamo la lobby del Nord, vogliamo il federalismo, l'autonomia e difendiamo i nostri territori. Un atto dovuto all'espulsione della Mauro, ribadisce Zaia, che conferma di non ambire alla segreteria del partito. Se non si ripresenterà Bossi, dice Maroni, è l'uomo giusto. Intanto questa mattina l'ex ministro dell'Interno ha incontrato il presidente della Regione Lombardia Formigoni. Sul tavolo il probabile rimpasto in Consiglio regionale dopo le ultime vicende e in previsione del Consiglio di lunedì prossimo che discuterà anche la posizione dell'assessore leghista Monica Rizzi. Sentiamo Formigoni. È stata l'occasione di uno sguardo complessivo sulla situazione politica. La Lega conferma il suo pieno sostegno, il suo pieno appoggio alla giunta da me presieduta e quindi proseguirà con grande forza la collaborazione tra Popolo e Libertà e Lega Nord. Da Milano Noemi Giunta per il GR2. Intanto vanno avanti